Squadra Camin ed il quartiere che ruota attorno a via Forcellini nella città di Padova operano la pallavolo arcobaleno e le sue 110 atlete. La società non ha ambizioni di raggiungere categorie nazionali, ma di offrire un servizio sportivo di qualità all'altezza del livello tecnico delle proprie atlete. L'ambizione è di far crescere le ragazze, riuscire a trovare delle ragazze che possano esprimere il loro potenziale tecnico e riuscire ad avere dei risultati. Non occorre per forza vincere un campionato, ma fare la nostra bella figura, essere presentabili in campo, non arrendersi mai di fronte alle partite, fare gruppo, fare squadra, ma giocando in maniera seria, facendo della pallavolo e non facendo ricreazione. Ed oltre ad una corretta direzione sportiva, alla pallavolo arcobaleno si pensa a stringere in maniera sempre più efficace il rapporto con Archeometra e Techimp, aziende sponsor che fanno capo ad un unico gruppo. A questo proposito è stato organizzato il trofeo Archeometra Techimp ed a favore delle famiglie Techimp sta per mettere a disposizione alcune borse di studio. L'idea è quella di mettere a disposizione, più che una borsa di studio, dei buoni libri, in maniera tale che alla famiglia diamo la possibilità di acquistare i libri e aiutarsi come ritiene opportuno. Poi se vorrà effettivamente prendere libri per la scuola, ben venga; se vorrà prendere libri per far cultura, ben venga. Vogliamo usare questo strumento. Lavoreremo per l'assegnazione delle borse di studio. Sono piccoli importi, ma penso che se ogni impresa si concentrasse a creare dei finanziamenti per aiutare lo studio, anche per i meritevoli, non sarebbe male. Poi avremo in casa le persone preparate da assumere in azienda. Per noi è fondamentale che le ragazze capiscano che il gioco di squadra non vale solo in campo, ma varrà poi sicuramente nel lavoro, e quindi deve essere un patrimonio che si portano dietro. Dall'altro lato non vogliamo che fare sport diventi un alibi per non fare bene a scuola. È una raccomandazione che diamo sempre ed è un ragionamento che coi genitori all'inizio della stagione facciamo sempre e ogni volta. Siccome lo studio costa e il peso grava molto spesso sulle famiglie, sono piccoli importi ma a mio avviso di grande aiuto. Ci troviamo bene assieme, abbiamo degli obiettivi comuni, anche loro credono nella forza giovane, necessariamente chi si occupa di informatica, ma anche chi fa impianti per grossi centrali ha bisogno di persone giovani. Stiamo studiando anche degli affinamenti che possano aiutare le nostre ragazze dopo, quando saranno un po' più grandi, andranno all'università, avranno necessità di fare stage o cose del genere. Techimp è una realtà che fa engineering industriale, soprattutto nel creare e progettare impianti in ambito internazionale dedicati alla chimica applicata. Il settore è quello più importante di questo momento, cioè la chimica ecologica applicata nei grandi impianti industriali generalmente visti come grandi vettori inquinanti. Oltre al trofeo Techimp, la società ha organizzato un torneo fra genitori, consegnando premi ad allenatori e dirigenti, distribuendo le tesserine associative e presentando le nuove maglie. L'Arcobaleno è una società che offre una collocazione per ogni ragazza, avendo prima, seconda e 2 terze divisioni, oltre al settore giovanile. Quest'anno siamo fortunati e riusciamo a sfruttare tutti questi campionati che ci permettono di inserire molte ragazze giovani, che è un po' diciamo l'input fondamentale della nostra società sulla quale noi ci basiamo.